Dentro il teatro è impossibile che la statua possa entrare per questioni di dimensioni. Anche il teatro dice no all'assessore Franchin per quella che potremmo definire la statua dell'Odissea, nel senso che non si è mai visto tanto accanimento per un'opera d'arte per quanto discussa e criticata. Per qualcuno simbolo del ventennio gentiliniano, da Kasugana ogni tanto ripropongono lo spostamento che sa molto da Editto Bulgaro. Così dopo mesi di calma apparente, l'altro giorno alla telefonata di infarto alla scultrice sul peso dell'opera da parte dell'ufficio tecnico, che con una delicatezza da elefante annunciava lo sradicamento imminente da Piazza Borsa. Telefonata che, come dire, ha riacceso le braccia sotto la cenere, con opinioni, prese di posizione da parte di tutti i più o meno coinvolti, arrivando alla lettera della nipote del tenore, che oggi di fatto dà del talebano all'assessore Franchin, definito tra l'altro signor Nessuno. Nipote che va oltre, volando alto sull'indignazione. Treviso non vuole la statua, allora cancelli anche la dedicazione del teatro. Un colpo che oggi l'assessore non ha voluto o potuto replicare. Chi invece sta volando stanco di questi discutibili balletti trevigiani è per Indioti Salvi, che alla notizia del presunto nuovo spostamento gli è venuto il sangue da Sinistra Piave alla testa, facendogli prendere la strada di Vienna, dove Del Monaco lo aspettano a braccia aperte. Del resto pare che Del Monaco stesso, davanti a critiche inesistenti, solesse replicare un detto fiorentino: a far del bene agli asini si ricevono solo dei calci.